di un nuovo teatro. A sostenere il consigliere regionale Nicola Finco, che invita l'amministrazione comunale a rivedere il progetto del polo museale di Santa Chiara. A Bassano purtroppo da tanti anni manca un teatro, di questo la città ne ha sempre risentito, in particolar modo il centro storico. Abbiamo un museo che ha molte difficoltà nel riuscire a sopravvivere con le proprie risorse e quindi anche ad essere attrattivo a livello cittadino. Il commercio in un centro storico può contare sull'indubbia attrattività del valore artistico e storico della propria architettura. Ma nella lotta per la sopravvivenza dei suoi negozi, schiacciati dalla concorrenza dei centri commerciali, potrebbe non bastare, nemmeno quando è incentivato da politiche ad hoc per aiutare imprenditori in difficoltà crescente davanti ad un bilancio costi-guadagni deficitario. Se i negozi a Bassano vivono più di bassi che di alti, la rivitalizzazione del centro storico deve passare anche attraverso un suo rilancio che va oltre lo shopping e si concentra nella trasformazione di una città in un centro in grado di fornire altri motivi di frequentazione. Un ragionamento che sta prendendo sempre più piede nell'ottica di ciò che potrebbe essere la destinazione finale del Polo Santa Chiara. Si sta ragionando a fare un nuovo museo nel Polo Museale Santa Chiara. Quello che io suggerisco all'amministrazione è di trovare una soluzione con i finanziatori, in particolar modo con la fondazione, e vedere se al posto del polo museale si può realizzare magari un teatro che darebbe delle risposte importanti sia in termini culturali ma anche turistici alla nostra città. E proprio dell'ipotesi